a mia sposa, io sto aspettando il giorno che mi casa. Ma non mi volesse trovare un bel marito, ma bellino mi volesse trovare. Ma quando viene sto giorno, quando viene? A così mi leva a faticare di più. Buongiorno! Maronna, chi è? Bella Rosella, sono io. Madonna. Non mi riconosci? Sono Astrubale Barilotti. Voi per dire buongiorno mi facete pigliare questa paura. Ho gridato un po' per farti sentire. Dimmi un po', sai se Cicillo sta dentro? Sì, sta partorendo, sta cosendo. Benissimo, e sai se ha finito il mio vestito? Aspettate, ma poi chiama? No, non lo chiamare. Sarà la scusa per ritornare un'altra volta. Vabbè, perché ha dato una volta? Non lo sai io perché to. Perché? Rosì, Chi è? io non vengo a casa solo per il vestito. No, perché? No, non l'hai capito? No. Io vengo anche per te. No, beh. Tu mi hai ferito. Quando v'hai ferito? Mi hai ferito il cuore. Ah, il cuore? Rosì, Guarda. io per te non ragiono più. Tu tieni due occhi che non so occhi. No, sono due capocce. Sono capucci, hai detto Capocci. bene. Sono capiocci. Ed io ne sono innamorata di te. Oh, beh, Sì. sta fatti io. Poi è 2 anni è venuto, è pure bello è venuto. Aspetta, Rosì. ma che è? Allora, Allora? che dici? Posso sperare che un giorno tu sarai la mia futura sposa, la mia sposa di letto. Di letto? Eh. Perché stai pure la sposa all'est? No, la sposa indolietta, Ah. la sposa mia preferita, la sposa di letto. Sì, sperate. Sai che bella cosa? Saremo proprio una bella coppia. Sì. Io bellil, tu bellil e faremo la coppia più bella del mondo. Che la canta c'è la coppia più bella del mondo. Ah, lo sai, ma tu mi pigli in giro. Ma come mai? Ma perché forse non fai all'altezza di sposarmi? Come no, Gesù? Ma lo sai che io fra non molto sarò ricco? Come? Ricco sfondato. Spunnate? Proprio sfondato. Vabbè. Riccone. Ah, siete pure riccone? Fra non molto, perché io tengo una zia che tiene 89 anni. Clotilde. Piccerella. Si chiama Clotilde. Ah. Appena muore, schiaffi faccio terra, io sarò l'unico erede di tutti i soldi suoi. Hai capito? E così ti sposerò. Ah, sì, ad amore. Sì, mi sa che io da voi e faccio un verso. Io sono forte, io tengo una forza erculea. Ah, Mia zia no, mia zia è debole. È debole, purella. Voi siete forte. Allora, mi dai una speranza. Una speranzella. Dai coppie quartier. Ma come la strada? Non voglio la strada, voglio una speranza che tu domani sarai la mia sposa. È stata bella cosa. Asdrubale Barilotti, sposa a Rosa Barile. Facciamo un barilino barilotto. Che bella cosa. Che bella il modo che schiarate. Allora, che dici? Rosella, pensami, come io penserotti. E te pure. No, come io ti penserò sempre. Ah. Sognami come io ti sognerò. Sì. Impazzisci come io impazzirò per l'amor tuo. E allora lo sai, che dici? Va bene, che vi posso dire? Sperate. E allora io aspetto e spero che quell'ora si avvicina. Sì. Rosella, bella, io ti sognerò sempre. A notte, io tengo sempre pannanza a voce. Bella, io vado e torno. E ti raccomando, pensaci bene e dimmi di sì. Bella. Poverello. Ma chi sei pazzo? È meglio che la seconda. Rosella! Rosella! Tocca. Se fammi un favore perché io non ci vedo più. Io non ci vedo più. Giovedì. Io la parterina perché mi hanno filato l'ago con il cuttone perché io sto perdendo la vista e gli occhi. C'è stato a questo punto. Figlia mia che l'è una nottata intera, povero vecchio, povero a me, un filo, e non me ne filo più. Ma ti capisci che mi di giorno? Pure ti fatica la notte. Non ha già faticato la notte. E che la vita costa così cara, queste tempo, bella mia, come fai? Come la mettiamo l'uomo, il gas, la luce, il mangiare, l'abbonamento, il canone televisivo, cioè non sa che spese. E io mangerò la fa. Oggi la vita è cara, avete ragione. A proposito di questo, sapete che oggi è sabato? Di mano e domenica, e con questo? Non facete a brega un capito, oggi è sabato, ma vi dà la settimana. Ma buona settimana, facciamo una punta a fine l'anno, non fare. Mangiamo a fine l'anno, mangiamo. I fatiche può essere pagati. E sarai pagata. Diamo tempo al tempo, sarai pagata. Sembra così. Dimmi un po', Rosella, a proposito, mio fratello non si è visto ancora. No, ma a proposito, l'aiuto. Aiuto a fare spesa. A spesa? Ma non mangia
c'è più. Chi l'ha stunato, ma non ha pigliato una cosa fortunata. Ah, chi lo combina sempre vuoi? Sacci, mina guai. Mina tonnellate guai, ho fatto questo. È uno squilibrato e non ci sta nessuno psichiatra al mondo che mi può guarire la cena. Ah! Ma non l'avevi spostati, non hai capito. Aspetta, chi è? Che sta? Allora stai venendo? Come non sto bene? Allora si sta. Sono io che a fare il servizio che eri a fare, no? E non ero capace di trovare a tua casa. Ma tu hai capito niente? Guarda, Gesù, Giuseppe, Sant'Anna Maria, ti sei scordata la vera casa tua, ti sei scordata. Però per un momento soltanto, poi subito mi è venuto a me. Sono io pure in coppa dei carabinieri per avere. E non ti hanno arrestato i carabinieri, non ti hanno arrestato. Perché mi hanno arrestato? Va buoniamo, Cicci, va buoniamo, calma. Chi è frati, no? Sì, ma fino a un certo punto io non ce la faccio più, Oh, Gesù Cristo. Ma chi le sta sempre stunato? Chi è nato stunato? Quello è nato stunato. Ma chi è Kiss? Chi è? Ma chi è chi? Chi è Cristo? Ma come chi è tuo fratello? No, Kiss tu, ci sei. Lava con te, ma come te la da Damasco, la devo dare? Quella è Rosella, la nostra sartina, la nostra collaboratrice. Ti sei scordate, Rosella? Sì. Tu chi sei tu? Gesù, io chi sono? Ma come sono incontrato tu? Il tuo fratello maggiore. Io sono il tuo germano, capisci o no? Tu vieni da Germania. Ma qua Germania. Chiamalo Cicci, prego, calmatevi. Chi è? Allora è una femmina. Ma che hai visto mammone, hai visto? Ma che hai visto mammone? Ma che ci fermano che sudato? E non hai visto che era femmina? Non hai visto? E lui ti sudare le persone. A proposito dei prosciutti, hai fatto tutte cose, Hai fatto tutte cose. Sono aiutato da stiratrice e ci ha ordinato 4 kg di carne. Poi sono aiutato da cannaiolo e ci ha portato il camicia a stirare. Tutto al contrario hai fatto. Ho fatto un pane, che hai fatto? Un pane Sì, poi ci piglia, sono girato a cattare un uovo e 6 palate di pane, non arrivo. Nuovo e 6 palate di pane? E che facciamo così? Mo ci azzuppiamo 6 palate di pane, non da nuovo, ne è disgraziato. Oh, mannaggia vita. Ma dove tu a così mi a me? Io così da te? Ti pigli nuovo da... Ma io ma fossi pazzo, tu ma fossi pazzo! Guarda che non pazzo sono io, pazzo, mannaggia vita mia! Che la così hai? Non ha ragione, Ma tu che ci vai? Che ti fa parlare? Ma chi è? Ma chi è qui? Chi è? Ma chi ha ragione tuo fratello? Chi ha che fatto nuovo con latte? Vuoi basta. Ma chi è? Basta! Stop! Ma se la vieni, andiamo! Smamma, fai un valzer o non smamma, levo da nanza, non tu fai parecchio, levo da nanza! Hai ragione, mo mi è venuto a mente, mo va a parte metto un cappotto in un frigorifero perché sennò si può fare malamente e poi dopo va a picciare la cucina, Io veramente lo fa. Ah, Rosella mia, che qua che ci è passata. Ah, mia mamma mia, fammi la grazia. Sì, signore, tu me lo raccomandasti, ti raccomando, sì. Quella che penserinde a te, che sta calmando, non ce la faccio. E non che faccio? Ma se non fate tu, non si tocca. Chi la dà poco, ti mai rubati? Ti ha calmato poi, Spera, che sto? Ma la cucina avrà aiutato a finire, innanzi la cucina sono scesi per la finestra, Come si chiude la rinda e poi si scese per la sono scesi per la finestra? finestra, chiudo pure da piazza, la cucina non l'ha trovata, lo so. Gesù, allora sta la cucina. La cucina sta, che sta mano a cavo, alla tua sinistra, a sta mano a cavo. E non fa male a dove la cucina? Sta la mia rinda, alla tua sinistra. Alla mia sinistra. Si mi spiegare? Ma là non ci siamo un gabinetto là. No, signore, il gabinetto sta in rimbetta a te. Stai rimbetta a me. Rimbetta a te. Allora tu sei un gabinetto. Ma che te ne scogli un po'? No, mi sta dando Ma scusi, non ci capisco. Ma tu a così hai detto con il gabinetto stai rimbetta a me. Il gabinetto sta là dentro là. Come trase, che vuota che sta mano qua, e rimbetta sta il gabinetto come a te, capito o no? Hai capito? Tu sei una latrina ambulante, tu sei questo. Com'è sporco questo fratello? Non ti preoccupare, mo la parte lì, metto il cappotto.
arabo frigorifero, appiccia la luce e mette tutta la salsa in tuo gabinetto, Così è andato una, come faccio, come faccio, mi sta come nervosa, faccio più, Rosella mia, non ce la faccio più, questo grande passo. Non ci c'è, perché lo cade questa maniera? Ah, signora Assunta mia, mi dovete credere, io sto per impazzire anch'io. A Priesta Isti impazzisco pure io. Oh, frate mio, vedi che l'ha tutto partuto, ci mancano tutte le rotelle in da cervella, come fa? Ah, ecco, volete fare un po' di pazienza. Si è squilibrata la colpa non ne ha soia, ma do cervello che non l'aiuta. Che ci state? Oh, volesse te le pure non hai chiesto, vedete, no, quello che tenga. Aveva ragione, non assunto. Ha passato pure questo, vai con quella soia. Ma che da fa? Ah, eri proprio buono. E voi può fare vostro. Ma a me è troppo rosso fatto, chi la capa Hai ragione, Assu. Laura, ma eri proprio buono, non ci sta niente più racconciato, non ci sta. Ma raga, questi qui si da sopra. Perché non ha convincito che ha portato a casa? Ma che ha già fatto quello che ha già fatto, che ha già fatto? Oi canni facevamo con un buono giovane e l'ha giù lasciato per sorma. Perché essa teneva a smania a vivere in città? Sì, perché riusciva a scuola, era tutta una cosa che il paese. E poverella, mia mamma si era sacrificata per fare a scuola, per far studiare. Poi conoscete un buono giovane, che si presentava con un vestito di arancia lungo. E quando sorma si innamorava veramente, una bella serissima venetta a casa. E sta venetta a pigliare. E la portai a Napoli. E la mettette una bella casa. E la mettette a fare vita che oggi è costretta a fare malafemmina. Gesù, ma io volevo sapere chi è sta assassino? Chi è? Quello che oggi tiene ancora vicini a sprutta. Enrico Spina. Ah, Enrico Spina, abbiamo capito chi è, che è un bello mobile, Enrico Spina, non si può niente più. Enrico Spina. Ma raga, così dico, perché non ha convincito? Portate per la casa. E perché sto qua? Io sono venuto con la speranza che lasciasse a chi l'ho messo e tornasse insieme a me come a Marella mio paese. Giusto. E invece niente, non ci sta niente da fare. E la mamma vostra? Mamma mia non sa niente. Sa che sta qua a me con mica a Napoli per faticare. Non si ha mai detto e sapesse la vita che fa che le non morissero dispiacere. Guardate. Ah, ma che volete fare? Che le so croce, che volete fare? Ah, però non ci c'è una croce, no, frate. Una croce se la da abbracciare. Io tengo un camposante croce fatti questo. Che poi dice che la vita non è un romanzo. Che lei è un romanzo, la vita. È un romanzo, è diventata questa vita nostra, vero? E che stiamo, grazie a Dio, paese, che la famiglia mia. Ma non può pigliare collo, ya? Avete ragione, che volete fare? Che volete fare? Io mamma ne va, che va a cattare là che io ho cotone. Cottoni e bottone pure. Pure il bottone ha già pigliato. Che il cliente la va a raccomandare. Va a raccomandare pure, va a capire e fa impressa, ma raccomando. Venga impressa, non ti faccio sapere che con Marella e come fai il tuo solito. Ma raccomando. Non ti preoccupare, sarai pagata, pagherò. Io pagherò, state tranquilla, io pagherò, ho sempre pagato. Lentamente però pago. Voi permettete di lavorare poco a niente che sta gli squilibrati e frate, ma è capace che appiccia a casa, appiccia tutte cose e canna venire i pompieri solamente. Facete il coraggio, mi raccomando, su col morale, coraggio, non su di coraggio, ma non starà che la povera sarà mia. Sta scendendo pazzesca che lo malessere, ma perché non lo passa? Maronna mia, fammi la grazia. Fa che se mi lascia che l'anno, non è peace, falla tornare con me, con mamma mio paese. Maronna mia, tu sola puoi salvare, tu sola. Ti prego, Madonnella, tutte sere, ma no per me, per sora Maria, che perzo cora fede e pura pace, Madonna mia, tu sola puoi salvamela, dopo che
sto caro chiamato non ha fatto una mamma che hanno morto dolore con una spina in cuore dalla pace chiamato mamme tutte sfortunate, aiuta sora mia che s'è perduta, credette onesta nonna senza cuore, Madonna mia da sola può Assunto. Vede che stanno in conto. Se me l'avessi trasicchia di mutra a Napoli non ci avessi creduto. Che fai, capo sotto? Sto capo non scopro mio. Sto capo che sono troppa femmina. Sì, sto capo lo scorno che sorma mi si faccia famiglia nostra. Non ti sei ancora rassegnato, eh? E come mi posso rassegnare? Che la mia sorella capisce. Posso scorno che mi hai lasciato, sì. Posso scorno mi fatti a questo giorno che hai sonnato. Vicino, non è per quello che pensi tu. È che io pensavo che ad ogni giorno si avesse retta famiglia tua, che faceva amore con una buona figliola paese e che teneva sorella che faceva male a femmina. E allora ci fossimo lasciati. E invece tu non sai a gioia o piacere che provai mamma mia quando ti ricetta mamma, oggi che ha nasciuto una buona voglia nei paese. La vecchia mi guarda con l'occhio un po' sigante e mi ricetta, va figlio mio, buona fortuna, questa è quella che ci va per te. È proprio perché le recista che era una buona figliola paese. Ma poi quando l'avessi venuta a sapere fatte sorma, ci fossimo lasciati lo stesso. Pare che me l'hai scusato a sorda. Non ti capisci che sono stamattina. Basta, vicino, preso. Basta. Non mi fa ricordare i giorni che sono nato. Credimi, vicino. Tengo un'antiria chiagnere che mi bastava e sta chiagnere per un mese. E che risolvesse? Se con l'acqua roglianda si potesse rifare i sbagli fatti, allora l'essere umano campasse in danno male chi ne lacrima. Perciò, senti a me, se dopo quello che stai facendo sordo un tuo assassino, torna a me, perché ti pensa ancora. Me sora capisce? Me sora io non la posso abbandonare. E finché stanno gli occhi miei aperti, io a sorma seguo a raggio sempre. Fin quando non torno al paese insieme a me, insieme a quella santa vecchia mamma mia. È giusto quello che dici tu. I frati, i sori e mamma sanno a pensare, sanno a voler bene, ma fino a un certo punto. Poi pensare pure a te. Guarda casa, pure tengono frati più piccini di me, che si è sposata una femmina che noi in da famiglia non volevamo. Beh, che ci stai strano? Ah, tutto un male possibile e immaginabile lassù. Perché si dice che sta femmina non ha mai filato il ritmo. Eppure mo scusando sa frate, noi stiamo ancora a fuori bene. Ma vai che gli giorni che ha pure qualcosa, eh? Vuoi a frate non ce lo faccia passare, no? Ma sono chi che mette la parola alla fine a una femmina che non può fa femmina, che non sa fa femmina, capisci? Vicino, io ti auguro che non fosse così.
E che tutto si aggiusta nei migliori dei modi. Ma mo da già lasciare perché io pensiero di solo ma non mi fa ragionare. State buono vicino. E buona giornata. Noi certamente ci incontriamo, su. Ma per qualunque cosa hai bisogno non ti scordare. Piazza Mercato numero 15, che stai a casa mia, non ti scorda mai. Grazie vicino. Quanta umanità in queste parole. Quanta bene. State buona, su. State buono vicino. State buona. Mamma, tu che stai là da mo non mi senti. Io voglio bene assunto. Tu che stai là da mo non prego per esso. L'ho voluto bene a due madonne, l'ho voluto bene per tant'anni, una teneva dentro cara mia, nata pregava dentro casa e Dio, ma sono lo spirito, sono ombra nera capo sono segnanta male, ho voluto bene a due madonne, il ragazzo manca per cananne, chissà perché non saccia più pregare, e tutto cielo in mano, prega papà. Stanotte mamma mi è voluto un sogno, la voce quando mi cantava nonna, marito figlio che la se la vanta, ma fatta croce tu con l'acqua santa. Ho voluto bene a due madonne, che la chiesa manca per cananne, che st'ombra nera capo munna va, tu solamente in mano, tu sola possa Perché ha da soffrire quella maniera? Povero assunto. Ma il sarraggio sempre a rete. Ma non più come innamorata, ma come affrata. Sì, come affrata. Io saggio lo sei io. Tu sai che se sono vicino a te è perché ti voglio bene. Quando ti hai conosciuto, teneva una femmina che mi faceva fu signore. Renata, macchine lusse, neri brillanti. E ora se accetto qualche piccolo regalo a te, è solo per ti far capire quanto ti voglio bene. Ricordati che quando mi hai cattato la macchina, mi hai pigliato con mano santa. È vero, hai ragione. E io tutto quello che ti ronca, ti dongo con tutto il cuore. Perché io saccio, tu non pretendi niente, ma io sì. Lo saccio, e se non ne fosse sicuro,
io faticasse notte e giorno con mano cane e ti facesse stancoppa una caseuzza. Henry, queste parole non sai quando mi fai felice. Tanto felice che mi fai scordare tutto il male che ha fatto la famiglia mia per stare vicino a te. Però mi ricordo sempre la promessa che mi hai fatta, che appena ci siamo fatte qualche posizione, tu mi avessi saluto a fare sta vita malamente. Eppure per la gente che parli di te. E che te la narice, che t'hanno ritta. Henry, guardami in dall'occhio e dici la verità. Pure se è una verità che mi accide, non mi importa. Ma rimella, a così mi fai morire una volta sola e non scende questo momento. E che t'ha già C'è sta nata femmina. Ma che t'ha già dice, la maritella mia? A Rossana sta di femmina. E poi, come tenissi il coraggio di mi fare un torteghista? Come tenissi il coraggio di mi ingannare l'anima? Tu che per me sei stato come un guaglione innocente, che va a scippare una uccelluzza rindonita, perché pensa che non si può difendere. Andiamo a mettere la mia, ti voglio bene. E mo giuro. Tu giornata a Samarondo, beh. E si dicesse una bugia, la terra già morì. Te credo, cor mio, te credo. Mo sai che può fare? A te una casa, hai già ritirato la macchina al tuo meccanico. A proposito, e ti servono i soldi? Ma che viene a casa dei Don Piano? Quando ti voglio bene, vita mia. Buongiorno, don Enrico. Buongiorno, la Margherita, scusatemi, non vi avevo visto. E invece a voi sì. Però non mi sono permessa di salutarvi prima per non interrompere il colloquio amoroso che stavano facendo con la femmina vostra. Scusatemi con la vostra fidanzata. È inutile che puntualizzate, Anna Margherita. Avete detto buono, la femmina vostra. Ed io mi sento onorato, perché quando si dice la femmina vostra, significa quella che porta l'argent, i soldi. Voi per suo carattere che tenete ne facete innamorare tutte le femmine. Beato voi. Sapete che ci fate caso, Anna Margherita? Che ogni volta che vengo a camminare, io e voi ci incontriamo. Chissà perché. Perché ci starà qualcosa che ci attira. Don Enrico, voi avete da sapere una cosa, che antipatia e simpatia sono cose reciproche. E noi che ci siamo conosciuti ci guardiamo sempre con gli occhi di simpatia. Peccato che sia io che voi siamo già impegnati. Perché sennò, chissà. Sennò che cosa? Io mi parlo. E poi se ci sta qualcuno che è impegnato, che lo so io. Ma la voce, che impegno tenete? Donna Margherita, ognuno sa che cosa so io. Io ho un impegno che, pure volendo, tutto insieme non lo potessi spezzare. Ha già capito. Però vi dico che voi vi sbagliate. Perché voi per mantenere voi che l'impegno e per rispettare la parola che avete data. Chissà qua giorno, e Dio non ne voglia, che ha da fermare da una cancella. È giusto, avete detto buono, ma una femmina che mi porti denaro e non mi manda in galera, allora va che trovo. Henry, sta femmina sono chi? Guarda, ma niente ti dicono chi suocchi, che da quando ti hanno conosciuto mi hai ferito l'anima. Io non dormi più. Margherita, l'hai capito, ma tu ci pensi che quello che può succedere? Marito è un buon giovane e poi devo tanto bene. A me l'uomo troppo buono non mi piace. A me mi piace l'uomo insiste e prepotente. E poi non mi importa più niente a nessuno. Come si cara, Margherita? Henry, vada bene però, che chi sta vicino a me ha dato appresso i capricci miei. Tu mi sai fare qualche pazzia. Vada, che io sono capace di tutto. Ma intanto io con Maria come faccio? A un momento o all'altro non la posso lasciare così. Tu non mi mesi tempo, e a che la mala femmina li ha lasciati. E muoiamo, fammi contento. E amici a fare una camminata, per fare l'augurio a chi sta ancora nostro. Con tutto il cuore, Margherita, ma non posso, tengo un appuntamento questo. A dare i soldi per mi abbiare la macchina tua meccanica. E tu perché se ti vuoi sottomettere a quello? Ma parla che vuoi. Tu con me hai solo parlato. Perché quello che tu
I ghelli di ronco. Andiamo. Come ti voglio bene, vita mia, già mi si trasuna in tuo cuore. Io sto aspettando i giorni che mi sposa, io sto aspettando i giorni che mi vada. Che è successo? Tutto questo tempo va a cattare due bottoni e non capite le bottoni. Ma qua mi sono fermato un momento vicino al bar, oggi ho incontrato la donna sdrubbale. Mi ha offerto due babà, due cappuccini e due toast. Allora dice che sei stata a strafocare. Gesù, è che ci fate male. Gesù, in poche robe mi ha mangiato. Il cappuccino non me l'ha arrivato a pigliare. Oh, poverella, guardate, non so pigliato cappuccino. Ti ha mangiato un babà, ti ha mangiato... Due babà, due spugliatelle, due toast. Ti era chiesto stomaco, di? Ma ha fornute cose da partire? No, è tu che lo chiedi a fare, frate vostro lo so. Allora sta via rinda, non sa che sta combinando la vita. Sta faticando? Quanto ha faticato? Chi non ha mai faticato in vita sua. E che sta facendo? No, a proposito, e tu che fai questo pantuo scammano, che fai? Mi sto facendo una spuntina. Oh, spuntina. Tu tieni un furno di pane, ma ho trovato uno spuntino, mi pare un flauto. Come sono mangiati così? Hai capito? Hai te pure favorito? Ehi, finalmente hai te favorito. Don Cicci, buongiorno. Carissima Rosella. Vincenzo, all'esperienza. Buongiorno, Totò. Allora, guarda lì. Un morte di fame. Buongiorno, Donna Carmela, buongiorno. Donna Carmela. Guarda Carmela, Donna Carmela. Chi la Don Vicino? Io sono Vicenza. No, bambini, non vi avevo conosciuto. Sai buona, no? No, una bellezza. Mi fa piacere, bravo. Vedo il poco. E che ti mangi un pane asciutto? Vicino, combattite chi lo sta vita, chi la mezzo squilibrato. Non vuoi che ti passa. Combattire, io, frate mio, non ce la faccio più. È una luce troppo rossa che tenete, non poche pazienza. E che ci volete fare? Gentilmente, perché non puoi pigliare con voi, portate a casa vostra? Non facete questo favore a me. Ma i campi su, lo sapete, non tengo né mamma né padre. Ma avete... Mi è rimasto un solo fratello e chi che sei a casa qua, orite. Sì. Allora non mi porta a casa mia, con tutto il cuore. Non potete fare niente, vero? Ma che posso niente, fare? sono prezzi fissi, non c'è sconto, non ci sta niente a fare. Ma che tengo abbigliamenti? No, insomma, ma la ciagagneria, chi sto invece, ma la colonnetta, ma frate a voi. è frate. Ma la vita cresciuta, no? Purtroppo è frate mio. Signore, il cento pelle. Ma facete lunga, non vi ci hai portato a villa, o portato a sperdere. Non lascio io, chi è un buono guaglione, da donna, quando mai Il non ci bambino ne... è un'area da nata. Oi, te ne fammo guaglione. Sapessi che lungo l'arinetta, man, sapessi. Chi ti fa? Chi ti fa marena? È quasi mezzogiorno, All'orario a merenda. L'orario capisci l'orario? Ma ti pigliano un po' che salama di rinda, virano poco, c'è sta pure un capo quello, c'è sta di rinda, mangiate un po' di Don Cicillo. Voglio Don Cicci, finalmente. Voi mi state facendo il soggiorno e barella. Io non ce la faccio più. Ho consumato un paio di scarpe per questo benedetto vestito. È pronto? O non è pronto? Donna Stru, è quasi pronto, più o meno. Quasi, più o meno ci siamo, presso a poco, insomma ci vuole ancora qualche ritocco. Sì, se non avete tre bottone l'aggi da pigliamo, È ritoccatelo e datemelo, perché io mi serve. Ma con stazzi che vi serve, però diamo tempo al tempo, donna Sdrubbale. Vi prego di dare tempo al tempo, hai capito pure tu? Perché tu hai collaborato pure tu. Non parlarmi fatica che io sono allergico alla... Don Cicci, Don Cicci, con permesso lo signore Loca, voi avete a che fare qua in mezzo, sì? sì, dite che fa a mezzo, non dite che fa. Io vestito la mi sa veramente devo prendere il vestito da Don Cicillo, ma siccome non è pronto il vestito, io me ne vado e ritorno più tardi. Va bene. Va bene? Andate Don pure. Cicci, mi raccomando, fatemelo trovare. Se no io vi metto nella nota pure le scarpe che ci consumato. Mi state scocciando, caro donna Sdrubbale, a un certo punto io mangio a fare, perché chi sta in università Don Cicci, sente una puzza da breve partita, tu mangi un po' fuoco. Caso non va po' fuoco. No, gli altri mi sono vestiti in defla sul, l'altro mi sa spugnato, perché quello doveva fare... Ho vestito... Guarda breve, basta là, se si è appicciato tutti la parte, su sto... Ma dare soldi che la giacca a te friariere, se no non può fare la giacca... Porta le bottone, va a
Ma guardate quanto sono spassuso, guardate, io vado per mettere il foto in la giacchetta. Io non me ne frego più, io la sempre vado. Non ne sopporto proprio più. Poche pazienze, Rosinena, poche pazienze. La pazienza fino a un certo punto però. È capace che trovano buoni giovani a così, doveva fare sta vita, fare notte e giorno. Ma lo so dici? Rosinena, non mi permessi, ma che preso in coppa se sta frate, noi. Prega, Non l'hai visto, stamattina. No, veramente non l'ho già visto. Ma la moglie l'hai visto? No. Vedi? Ma che pigliò il caffè, non mi permesso, state Grazie. che guai che ha vinto. Sì, ma potete scendere un po' come scendete, Già fa, Pochi caffè. ne pochi caffè. Ma per te, no, una tazzolina. Quando? Ma no, non male i caffè. Quando c'è una tazza? Per te qualunque cosa. Vabbè, allora mo scendi? Come no? Questi in mano a cavolo. Sì, ma là. E di che sai ci fa questi in mano? Che ti date in mano? No, questi in mano a cavolo, proprio dai. Sono pulite in mano. Come sono pulito? No, dico per la vita lavata in mano. Come si mette in mano un caffè? Lo so. In una tazza. In mano è sempre pulita a me. È sempre pulito. Che le belle buone in mano, ti capite, si sporcano. È a poveri, capito? Anche cose. Ah, pure. A poveri. L'hanno permesso, Rosinessa, Prego, accomodato. La capico? Scendi tanto. Mi piace sto Lucella, però sta. Quasi Quasi lo faccio col capo. Io sto qua! Ma no, non ci. Mo combina sempre, mo combina. Sto qui, Rosella, ti fa piacere? Io vado a Roma. Ah, Rosella, insomma, forse mi vuoi prendere in giro tu. Gesù, vieni sto qua, ma già visto che state qua, no? Ma è un modo di dire per farsi notare. E tu, cara Rosella, a me non mi noti mai. Vabbè, perché faccio a nuotare? Non mi vedi mai. Vuoi sapere nuotare? Iniziaci nuotare. Ma no, nuotare a mare. Notare la mia presenza. Ah, che io non l'avevo visto. E voi non mi spiegate. Non perdere questa occasione, Rosella. No. A dove trovo una bella come me? Ah, è chiaro, lo trovo. Non posso trovare. Rosella, dimmi di sì. Poi prima che venga nuovo, Chiamate Master Giorgio, chiamate Master Giorgio! Ma tu hai arrabbiato! Sto picchiando a casa, Ma quando lo cacciate a stuprato? Come lo caccio? È una promessa che ho fatto a mia madre in punto di morte. Ma non assisto. Ah, una da costa. Don Gigi, te l'ho detto che io sarei ritornato. Ma voi mi avete scucciato, mio caro amico. Faccio scucciato. Io ci avevo vestito, faccio scucciato. Ma voi l'avrete, datemi il tempo per finzi bacco. Ma voi volete il tempo, Matino, Roma, e non mi portate mai E ve lo devo sentire. Donna tu, vi prometto, tassativamente a settimana che trovo, voi avrete il vestito consegnato. Ma non che volevi mettere domani che domenica. Ora abbiamo tanti di un bambino, È un po' vezzeggiato di una scrupole, comunque vi prometto assolutamente che martedì io vi consegno il vestito e poi senza offesa, voi sapete che io so quello che faccio. Io quando faccio un vestito a voi lo faccio vedere in culo. Perché là di Sarta fanno i vestiti fantasma, non ne fanno vedere. Si capisce cosa da vedere? Se non si vede come lo faccio a fare questo vestito? Don Gigi, ma perché non ci facciamo pagare anticipato, dare una truppola? No, là andiamo a colpo sicuro. Vabbè, è meglio che ci dai soldi. Una truppola è benestante. Rosella. Una truppola, voi siete facoltosi, sono? Avete voglia. Io sto proprio in tua setta. No, della ricchezza. Cazzo che avete di casa, cavallo. O frate, io vado a fare spesa a Roma. A Roma va a fare spesa. Sì, là dice che a Salzulello con 100 lire mancando a fare. Capito, no? Capito? Un cassapurare o stru, a stru. Come ti permetti? Beh, ti ho detto 1000 volte si chiama donna Sdrubba. Vabbè, a stru. Baridotti. Sdrubba e Baridotti. E non fare queste lapsus. Ha fatto strubilo ridobbare l'ottola. Non fai la... Comunque, io vado a Roma a pigliare a fare spesa. Ci vediamo, se no va a finire a chilo strubilo roba e poi vediamo. Aspetta, no. Il friariello l'ha già cattato per mettere in una giacchetta. Ma che fai? I frioli in una giacchetta una volta mi ho cattato. E a cattare i foderi in una giacchetta, le fodere. La taffetà. Un taffetà, La taffetà. Oppure la lasagna. Allora mi vado a fare prima la barba con Bibi Gas. Poi a Chillo. Ma quando mi antipatico Ma che cosa mormora questo fratello? Come se voi fossero Bibi Gas. O Bibi Gas? A te la faccio Bibi Gas. Beh, non è tutto le gas, non lo teno gas.
Ma chi vuole sto bibicassa? Perciò io zitto, voi siete senza, siete sgassati. Ah, mi è venuto a mente, sono vestito lo signor Bibicassa di tuo frigorifero. Così le mie. Ma che in tuo frigorifero, disgraziato, mi hai fatto chi lo ha, mi hai fatto... Ci vuole in fasulla, ci metti in tuo frigorifero. È un frainteso, donna Strubola, abbiate pazienza, è squilibrato, dobbiamo compatire, che vogliamo fare? Ma io voglio sapere solo perché questo vestito non me lo date. Ma verrà la scadenza, avrà una scadenza. Non ne ho vero, donn'altro. Non tocca. Bella. Non ne ho vero. Rosella. Non ne ho vestito, mamma Orghis. Non ne ho vestito vostro che sta in tuo frigorifero. Ah no, Chi ho sentito frigorifero, e come mettevo il ghiaccio in cuore? chi l'ha donato cliente? Non ne sto nasdru. Bella, oh, che gelida manina. Quando fosse bello un po' poco mo, peccato che fa pipì. Bellina. Bella Rosella. Che peccato. Io se faccio questo e tengo pazienza, Sì. lo faccio solo per te. Grazie assai. Solo per te. Rosella. Lucia. Ah. Che hai sentito? Mi hai ferito. Ma senti una cosa che Ci mi vado fai... qua, te l'ha già ferito. No, prima tenevi una cosa che saliva e valutavo scendeva. stomaco, No, perché saliva e scendeva, saliva... Ma non sai e non scendi più. E chi gli ho babà che c'avevi mangiato? Ho avuto una sincope. Che dice Don Cicilio? Io non devo Ah, fare una scappa. Peppa? Sincope. Che cosa? Dunque Don Cicilio io me ne vado. Per la misura quando devo L'ho venire? detto martedì la settimana che tra. Tranquillo e pacifico. Facciamo più presto. Non posso. Allora, giovedì della settimana. No signore, martedì stabilito nel modo più assoluto, categoricamente il vestito sarà consegnato fino al vostro domicilio. Se la rittissa allora martedì o vestita non la vita. No, la vita. Mi raccomando. Mano all'arte. Vi raccomando. Don Cicilio. Vestito che l'ultima... Ma ci mette pure in mano lei, mo va a confezionare. Quella papà mi ha tanto raccomandato, vai da Don Cicillo è un sarto buono, Don Cicillo è bravo, Don Cicillo è buono. E allora papà mi ha raccomandato e io sono venuto. Oh, burattino. Chiama Batterini, andiamo già fuori questi dai. Andiamo. Noi diamo un po' carriere, andiamo a completare. Ma se vi interessa ti Sì, mi interessi, non vi preoccupate, andiamoci, non c'è. un buon vestito. Già. Vuoi scena, dai. Sai, tuo frigorifero così. Sai, tuo frigorifero. Niente, sta femmina non sta mai a vivere. Il povero frate mio ha faticato e esso chissà dove è. Invece finalmente mi ci trovato. Che è successo, Pasqualino? Invece hanno fatto una rapina. A Dora Felo Giuliere, in mezzo alla piazza Roma Cota. E che ci stai stando? Non ne fanno tanti rapino giorni, e tu? Non porta a voi, non porta. Non porta a me, e perché? Perché uno che là che ha fatto la rapina, quando si è visto in street, ha sparato a molto Giuliere. Frena molto Giuliere. Che c'entrina adesso, padre? È nata amica in da macchina. A Lucana ha detto, fammi gemmo, cammini. Carmariello? Cammini, sì. O non mi fate, ma fatto? E poi una telefonata alla polizia. Sì. La voce è una femmina. La rapina che stanno chiudendo a Piazza Mercato, c'è complice un'impiegata all'officina accanto al cammino Buonocore. Frate, ma Carmine è buono cuore. Sì, un vicino. Ma tu che stai dicendo, Pasqualino? Un vicino, ma Ma tu come hai fatto a sapere ogni cosa? Parla, come hai fatto a sapere queste cose? Pasqualino ha parlato. mi sono trovato un po' posto quando è venuta la polizia, un vicino, vuol girare innanzi a che la maronna. Sì. Sì. Ma frate mio è innocente come a Cristo in croce. Frate mi sta faticando. Si sa chi ha fatto questa infamità, oi Pasqualino. Ci faccio portare scritto in faccia per tutta la vita, Vicenza e buono cuore chi è. Ma mi serve Pasqualino a questo momento. Vieni con me e Pavia mi ha spiegato tutte cose buone. Che si mi spiegate? Sì. Vieni con me, Sì. Pasqualino, vieni. Henry, eppure non ti faceva così. Hai avuto un'idea diabolica. Chi hai essere mai a pensare? E fanno fatte kill. Il mio lavoro consiste nel pensare come devo fare soldi e come marciare anzi via la gente che mi danno fastidio. Enrico, se sto fatto va buona, che arrestano il marito e mi voleva un'anza, noi saremmo felici e contenti. Ma amore non ci facciamo parecchio a me, poi non sospettare. Penso che per fare contenta, aiuta a fare fuori a chi l'uomo niente luce lì. E potevi evitare, tanto teneva a roba. No, magari non poteva evitare, perché se evitava, moriva io.
Che la carogna quando si sembra sulla parte di andare ha avuto diretto per pigliare la pistola certamente. E che facevo? Volevo tempo di sparare. Ha già fatto prima rizzo. Caro mio, hai rischiato la vita tua per me. Già nei primi giorni hai dimostrato quanto bene che amo voi. Tu, Enrico, questa femmina niente. No, non è vero. E dimmi che è una bugia, che le cacce viste. Rimmella, se non fesci pazzi. Ma devo calmare. Ma chi è sta femmina? Ma che vuoi? Ma fosse pazzo. È pazza, mi fai ascire. Se non sparisci, mi ammazza niente e lascia stare in pace innamorata mia. Ma che stai dicendo? Già, mi fidate calmare un po'. State un po' calma. E ti chiede non sbaglia. Ma tu ci pensi a quello che dici? Tu lo sai io chi sono? E chi sei? Sei una femmina sposata che invece rispetto al marito va a una pace a una povera guaglione sfortunata come me. Ah no, mo giorno che ti ruba stomma che l'ha girato tutta la vita mia, non capire, perché non l'arriva a breve. E mo sai che ti dico, ti do un avvertimento, lascia sto innamorato mio. Ma vuoi fare lì, no? Ti vuoi calmare che pigliate non sbaglia? Ah, invece non si facile da parlare. Era una femmina che sta a mezza vittata, un coppa non marcia a piede che vi potete aspettare. Ma tu non ti scordare che io sono una femmina sposata, che va bene rispetta solo il marito. E tu quando parli con me, gli tieni tanto termine e crianza. E tu fossi la femmina che rispetta il marito. Tu sei un frutto marcio con migliaia di cartavolini. Tu sei più puttana di me! E basta, mo! No! Mari, sarà mica sta? E che da essere? E che da essere? Sta femmina se voglio innamorata mia. E issa la soddisfazione, ma tiene me male in cuore. L'ha fatto quello che si è meritato. State zitta tu. Che sormo con tutte che fanno brutto mestiere. Tu non si tieni manca lì a furzesca. E poi ricordati, che ti fa male la femmina per una sfortuna. E tu onesta che tieni un marito e un cane. Sì, perché tu fai per pizzi, o fai per dispassare, ma sormo no. Per un sentimento è stato da rispettare. Perciò se stiamo a sentire, è meglio che sparisce a Napoli. E a te Enrico, si sormo è quello che è, l'ha fatto per te, solamente per te, perché tu vuoi troppo bene. E tu mi puoi colpire sta mia signora. Tu straccia una passione ardente in amore così, come niente fosse. Ma senti, no, Enrico, che se non sta bene non si fa. Ma è stato tutto uno sbaglio, avete una svista. Non io vedo la verità, è una ma hanno calunnia. portato spia. Mari, sorella mia, e tu li sta a sentire. E senti che non ne avere, non sbaglia, è una calunnia. E tu li a credere come voglio credere io a questo momento a tutte e due. Perché se così non fosse, e allora, cara signora, io, Assunta De Rosa, faccio parlare a cronaca al giornale. Intesi? Enrico, Mari ti aspetta a casa. Chiamo Gene, Mari, vieni a casa. Tu sì, finalmente, hai aspettato tanto questo momento, che ti credi? Toto, te ne vuoi? Mi fa faticare, fammi stare qui. Ma non hai capito ancora che io ti voglio bene, hai capito? Io mi sono innamorato di te, hai aspettato tanto questo momento e finalmente è arrivato. Oh, si è innamorato di me? Quanto è bellissimo. E quando l'hai fatto sta pensando? Da un sacco di tempo, nella mia mente, tu ci stai a mattino, giorno, la sera. Sì, ma tu sei scemo, sei spostata, ci vuoi far passare noi? Ma no, tu ti credi tu, io facevo apposta a essere scemo, capito no? Perché se no frate non metteva a faticare e facevo tutta una finzione, capito? Facevo apposta? Vedo tu. Quanto puoi sapere? Pure io sono tanto innamorata di te. Sì. Oh, caro mio, quando sta vicino a te fa pupù. E a me pure, a me sente una cosa che scende, sente. Io mi sento come una cosa elettrica. Va bene. Cazzo, ti tocca.
Chi è? Senta scindito. Eppure io sento la stessa cosa, mi devi credere. Io mi sento come se tu fossi la corrente e io la lampadina. Io mi sento per esempio Turzo la lampadina che si sta infocando. Va, le grido donna mia. Allora su lui mi accocciamo. Accocciamo. Ti accocciamo, azzecammici. Io poi per te non ti preoccupare che il cervello prima non ci sta. Io mo faccio crescere 20 cm, 30 cm. Il cervello? Ah, sì? Te basta 20 cm? Come no? 40. Quando fino a Va, le grido amore mio! Finalmente! Siamo balletto! Chi è? Ma sono per nuove preso! Schifo, vergogna, l'udibrio in mezzo alla pubblica strada, abbracciarsi così. Ma non siamo arrivati. Ma cos'è? Ma che ci sei mai? Vergognatevi! Bravo, poi mi raccomando specialmente donna Rusella la Santorellina, che me lo stai smaliziando! Oh, fratello mio! Lo stai mio fratello deve restare verginello, hai capito? No, perché gli lei zitello e deve restare verginello! E basta! E poi? Quello che li sta spiando a me è proprio! Non è vero niente! Fratello, vero, sono io che sto spiando. Dove siete? Sei tu la donna febifraga! Tosi! Perché tu me lo stai smaliziando, ripeto a dire, e questa cosa non deve succedere nel modo più assoluto. No, fratello, io la voglio bene e ma voglio sposare. Ma ti ha sposato, tu sei scemo, che vuoi sposare? Tu sei E invece no, vedi che non capisci niente. Quello poi l'amore di Rosella mi ha fatto venire il cervello. Io non ci credo. Buongiorno, Gigi. Oh, Don Vincenzino, bello, agli ordini, Don Vincenzino. Don Vincenzino, io me lo conosco, Don Vincenzino, bello. Benvenuto a me. Buongiorno, Rosinè. Buongiorno! Ma badino stamattina, voglio. La tengo in copa, La tiene in copa. sì, finalmente è successo il miracolo. Un miracolo. È stato Rosella che mi ha fatto il miracolo. Non mi dite che sei guarito. Sì, proprio È guarito. Sì, ma capisci? E come sta? Sono stati circa la grazia, ma non è come. E me l'ha fatta la grazia, ci ha fatto venire il cervello. Mi fa piacere, bravo. Non dice, visto e considerato, allora che se vogliono sposare vuol dire che voi non mancherà a voi come fare un bello regalo. Dice che sono tornati il cervello, quindi se... Ah, sì che mi sai scusare. Siete invitati pure voi al nostro matrimonio. non può mancare Don Vincenzo. Sono invitato. Sai che c'è? Ma è un piacere per me. Piacere è nostro. E decidimi una cosa. Faccio un regalo, A quanti confetti? Chi li là mandano a 5.000 lire. C'ho assai. Poi ci stanno la Moretti, chi li... No, capito, io dicevo... A quanti confetti? A quanto? A quanto vanno i Ma che ne confetti? sai? A 8.000, no, 10.000. Ah, datelo matrimonio, c'hai tariffe. Hai ma concordato, ma no. A più presto possibile. a breve scadenza. Sì. Don Vincenzo, prossimamente. Su questo schermo. Io ti regalo un modesto televisore. Non un televisore. A colore però, a colore. Più di questo non posso. Parecchi pullici. Che Lasci la 100 canali. Siete generoso. Dimmi una cosa, c'è Cisa, se in coppa c'è sta Fratema. No, non l'ho visto veramente, vi direi una bugia. Beh, datemi permesso, va che presi in coppa sta mia cognata Margherita. Permettete? Donna Margherita? Donna Margherita sopra non c'è. Non c'è sta. E perché non ci sta? Perché tra mezzo mare non scoglie c'è sta. Così? Chi è? Che resta un drink d'entrata? La canzone. Che resta un parla mazzicata? Totò! Che stai mazzicando? Si mazzica qualcosa, ha già mazzicato pure io. State zitto tu, Totò, quando parli. Tu sei il mucco che te, capito? Che devi sapere Rosine, studia! Ma è sputa! Non c'è di mo! Rosine! Sputa! Toto, mettiti innanzi a me, ha già sputato! Rosine, che stai capendo pure tu? Gli dicevo sputa, cioè... sbottone. No, questo non lo fa. Sì, mamma. No. Mamma è camisa io. Mi pigli scuola! Don Vincenzo! Don Vincenzo! Rosine, non ci sto parlando io! Ma che l'hanno ammurato? State zitto tu! Rosine! La mia mamma, la voglio camisa io. Ma che la c'era? Rosine! La voglio! E Mariana! La verità, sai la verità?
La verità mi fa male, lo so. La verità, la canzone la verità. No, non è che si vuole che la verità. La matrimonio in napoletano. Ah. La traduzione in napoletano, facciamo in Presto, Muovo, diamo, non mi fai aspettare più. Guarda chi l'ha dato. E allora qual è la canzone che volete sentire? Rosine, Chi fammi, Che facciamo? però, Voglio accumare? no. E mo che mi fai? Prima mi fammi fare giuramento, Perché Ah. saranno giuramenti che dobbiamo fare. Come ti può scordare che t'ho chiamato? Bella voce. Come ti può sbagliare per tutta la Ma che vita? stai facendo? Giuramento? Un giuramento che mi dice la verità. Perché? Margherita a che ora non stava in coppia. Scende per qualche cosa, è questo, è quello che vuoi dice no. Ah, È questo, no, parla! ma è questo che volevo dire? È questo? Dica è questo, no? Non si abbiate pazienza, non arate retta, guardate. Il fatto è che un frate vostro, non mi si è finito, erano gli occhi chiusi. Frate, mi tiene l'occhio chiuso. Erano gli occhi chiusi. E quando è te chiuso? Quando? Quando no? Solo quello. No, uno quando. Ma allora io vedi che le case in due quartieri. Ma E frate, non sono merda. Che frate, è un buon guaglione, è un buon uomo, è un faticatore. non mi ha mai posciato, Don Vincenzo, vi sto pregando, un frate vostro. Abbiate pazienza, un frate Gigi. vostro, grazie. Un frate vostro, quando male i bracci, vicino. Abbiate bontà. Un frate vostro. È troppo un buono guaglione, troppo un buono guaglione, troppo un buono Don Cicci. guaglione. Io vedi che le case in due quartieri. Poi si è poco. Lo sacci che voi siete un uomo d'onore. Però, facete conto come stessimo parlando con un figlio vostro. È vero, un cicci. Come si è popolo. Posso dire, figli miei, poi che ne sazio, a un certo punto. Grazie. Se non sto in capiessa a loro, voi mi capite. Grazie, un cicci. Grazie. Don Cicillo! Don Cicillo! Don Cicci, io sto qua, il mio vestito dove sta? Il vostro vestito vi ho detto che fra poco sarà completato, sarà... Meno male. Natrubale, venite con me, vorrò anch'io vestito, venite con me, Me venite. lo possiamo misurare? Sì, Don Cicci, Sì, andiamo sì. a misurare il Allora, vestito. andiamo a mettere a chi stringo vestiti. Dammi la metto in Vogliamo coda uno. misurare? Ma che espressione usate, Don Cicci? Dammi a mettere a chi si dove Donna vestita. Strumbole, voi mi presiedete. Io... Voi mi presiedete ed io seguo le vostre peste. Ah, no, io sta roba non ne faccio, Don Cicci. Anzi, le vostre orme, da cui... Don Cicci. che date? Facete tanta storia con sto signore. Buongiorno. Te la faccio in un buon uomo. Arriva una cosa, amico. Si omma tu. Oh, mamma mia, che domanda mi fa questo? Si dice. No, dicevo... Si nomero quartiere. Ah, ho capito, voi equivocato sempre. Il signore voleva dire se io sono un uomo delle adiacenze. E lo siete voi. È un quartiere formale, è di provincia. La zona di Piacenza. No, che piacenza. Piacenza, parmigiani e barba. Ma io insomma so. qui non si può parlare un po' più lito. Vabbè. Adiacenze nei dintorni, ecco Ah, per dire. delle- Che facete? Ecco, veramente io sono dei dintorni, però sto qui perché devo misurare un vestito da Don Cicil, che sono 3 mesi, può tenere sempre, ma un forno asciutto, un forno asciutto e non muore mai. Ma vai pronto sto vestito? Circa quasi, presso a poco, più o meno. Ah, oggi ci mi parla da parole incrociate, circa, quasi. Ma ci devi fare tu, sto Cicci, andiamo. Misuro io, Vogliamo mettere Tu sei con le tue mani, Sì. tu mi ampoliai. Sì, non ti dare il venire. Una Don Cicci, andiamo, mi raccomando. Voi, Fate un servizio per bene. moda londinese. Voi sapete che io faccio i vestiti a Sua Maestà Rubelgio, a Sua Ma Maestà... come importa, qui mi fanno vestito napoletano, che il papà ci sta tanto per me, come se mi Rubelgio, vedo vestito malamente, non quello che mi dice poi... Tranquillo, me lo misuro e vi metto un po' carita. Vai, cari. Sì, che paura mi avevano fatto mettere. Ti si mise paura. Sai che si mette paura?
Chissà può commettere la commessa qualche infamità. Che lo si mette una paura? E che significa sto parla? Significa che la gente spara, Camizza. E tu porti il cognome frate, ma. E per conseguenza porti pure il cognome mio. E che tiene narice la gente? Per te nella narice. Sai come si dice? Voce di popolo, voce di Dio. Ma si frate mi tengono gli occhi chiusi e tengo aperti, Margherita. Invece state facendo tutte cose voi, vi ho luate, vi ho mettito, la gente parla, la gente non parla. Ma che tiene narice di me? Che voglio bene rispetto al frate vostro. Speriamo che fosse sempre così, Margherita. Perché se così non fosse, i guai a frate non ce lo faccia passare, no, Margherita. Ma sarà Gie che te leva il mondo. Non ti scordare, Margherita. Ricordati, tu porti il cognome mio. E non lo può infangare. Ricordati, Margherita. Taccina. Te leva il mondo. State buono, Margherita. E mo si capisce che l'acqua è imbrugliata. Come già fa? Io volessi avvisare Enricuccio. E mo va che in un momento la coppa, mo mi veste. Scendo io la cacciamo. Andiamo, venuto un altro pericolo. Quando è pulito, ma che è? È venuto perfetto. Occupazzi che lei. Ah, ma io mi sento un po' stretto. Ma voi state in amore. È una bellezza. È bellino, no? Ah, ma Don Cicci, non vi pare che è un po' stretto questo vestito? No. Va bene. Quella è moda, è la moda più recente. Ma che la schifezza del modo? Io non mi posso muovere qui dentro. Ah, ditemi una cosa, Don Cicci, ma le maniche sono un po' corte. Vabbè, poi ci mettiamo un'aggiuntina. No, ma che ne so, i botte che sono troppo lunghe però, Ma che dici? Ma come un vestito di importanza, un vestito di valore come questo? Ci mettiamo la giuntina. Vabbè, ci facciamo un po' di sfilato. Facciamo un po' di sfilato. E anche i pantaloni sono un po' corti. Ma si porta così, si porta così. E all'ultimo grido! Non mi ha combattuto, quale grido? L'ultimo grido! Una specie, più o meno una specie sono bafos, non è trubale. Oggi questo era un vestito di vicogna. Ma io ho vestito una vergogna. Sentite, non è trubale, guardate, vi assicuro nel modo più assoluto che il vostro vestito è la settima meraviglia del mondo. Veramente lo sei. Tranquillo, tranquillo. Allora se me lo dici tu, Rosello, se me lo dici tu. Sì, questo è un vestito Hopla! Questo è un vestito, non posso muovere, non lo posso fare io. Chiamo, Quando sta largo faccio. facci brusco. Senti, Rosella, se me lo dici tu, che bello, me lo tengo. Don Gigi, incartatemi quello che mi sono luato e me lo mandate a casa. Senz'altro. E io me ne vado, Un momento, state zitto. Don Gigi, arrivederci. Non è trubale. Dite. Non è trubale, ma qua si vuol dire, no. Ah, avete ragione. Ma io in mano in casa non ne posso mettere, mo. E metti? Se ne parlo un'altra volta, no, Rosella. Allora facciamo così, tutte e due accompagnate dalla srubola alla casa. Mi raccomando, vai bene prima se sta via libera perché può darsi che stanno i guagnini. Poi sfottano. O fa le pennacce? Che state dicendo? Chiaro, un attimo, vediamo. Sì. Vai bene, no? Va, accompagniamo noi, Tutto pulito, si può andare. Rosella, allora accompagnatemi a casa. Portatemi a casa mia. Rosella, ma già fare i soldi, hai capito? Andiamo un giorno nostro. i soldi. Non vi preoccupate, quando avete avuto i soldi avete niente di più. Quando la saluto. Allora non vi preoccupate. Noi andiamo. Ma raccomando, i soldi, portate i soldi. Sì, chiano chiaro, che si spezzi, chiano chiaro. Chiano chiaro. Così. E Mamma mia, com'è stretto! No, quella è la moda, Ma non è quella è la possibile! moda. Che me l'ha già cagnato così? Chiaro, Ma quando vedete non gli attriente nessuno, un'altra ragione, Il piano che faccio da ieri mattina a te, compagno tu, è una cosa sicura, e ve l'avete fatta fiare in mano. Non arriva a fare che sono stati con non c'è voluto dire. Io sapete che faccio sempre quello che dicete voi. Ma chi le sono stato loro? Noi c'eravamo pure messi in da macchina con i fierri scassa. Ma arrivato sotto all'ufficio cassa, appena hanno visto che gente si sono tirata a rete. E chi lo sono trascemo tutti e tre. E non accade un'altra cosa.
Vista a Maria, innamorata mia. Sì, l'ho vista come mercato e mi ha domandato voi. Ma stavo con mano pazza perché ha detto che sono 3 giorni che non potrei. E aveva ragione, ha tenuto di fare. Il marino non ha capito ancora, no? Che quando giove si è arrozzanuto, sa da cagnare con uova. Finalmente ti trovo. E sa, perché sei tutto sbattuto? Oggi girato mezza Napoli per te trovare. Ma di chi? Sono 2 giorni che non ti fai vedere. Ma che è successo? E dico, fammi un favore, capite? E dicevo a uno che ci abbiamo stasera l'otto vicino al bar con Gaetano, va? Va bene, donna Enrico, state per fuori. Arrivederci, Maria. Ma che di chi, C'è sta bisogno di farsi scenare in mezzo alla via. Se non sono venuto è il segno che ha già avuto che fare. E avuto che fare? E non mi poteva avvisare. Ma che te l'ha avvisato? Io tenevo che fare. Già, ma ora mi fallisce. Ma può capire che non ci sta nessuno più. Ma può capire che voglio bene solo a te. Andiamo in cielo. Io ti voglio bene bene a te. Pasquale, ti ringrazio che mi ha accompagnato. Prego, andate su, prego. Ma come vede neanche qua c'è sta. Oggi ho girato torno per chiedere a quella povera sorella mia, rostaendo, sbattendo per via che l'uomo. Vabbè, andate su. Ma c'è la verità. Io a chi Don Enrico non lo posso proprio aprire, non mi fido lo vorrei. Ma perché non lo fa sta sorella vostra? Io non nasce capire. Perché, frate mio, è una storia troppo lunga che ti già ricere, che ti posso ricere. Ma però se stessa accotta a Don Enrico perché sta per passare un brutto occhio. Oh, vero, Pasquale? Io che si tratta, parla? No, Nasso, mi diceva così per dire tanto per parlare. Ma non può essere che tu diceva così, per parlare così è segno che tu sai qualche cosa. Nasso, voglio dire una cosa. Ad Alice la sorella vostra, che l'ha dalla sacchi l'uomo. Nasso, perché non va bene. Non va bene. Pasquale, ti prego, falla parlare ai genitori tuoi. Se sai qualche cosa, dimmi. Salva la storia, ma in da qualche pericolo, dimmi, Pasquale. Nasso, va ricordata la rapina che facette la settimana passata a Bascio Mercato. A rapina a Bascio Mercato? No. Come non mi ricordo? Perché che sta? No, ma che sto dicendo? Io non posso parlare. Maccina. Pasquale, chi ti ha Nasso, chi le maccina? Io non posso parlare. Nasso, maccina. Non posso parlare, maccina. Ma allora che è? Maccina, non posso parlare. E invece voglio mi se ne paura in corpo. Non so manchi che sarà. Povera sorella mia, in da che qua si va a mettere. Sì. E che fai che ancora camminzi? Ma perché non torna a me? Facciamo pace, su. Scordammi c'è peccato che mi ha fatto tutte e tu. Gelosia d'amore, a fare sti cose, tornammo innamorate, non ce lasciamo più. Catenate gelosia, ci stavamo perdendo tutte e due. Girava per spietta a cagna e tu facevi lo stesso con me. Io forte gelosia mancata nata, come t'angatata pure a te, e se mi maccereno si ti cuore, facimmo pace, e l'amore tornerà. Catenate gelosia, ci stavamo perdendo tutte e due. Girava per dispietta a cagnacore e tu facevi lo stesso come me. Più forte gelosia mancata nata,
l'amore Ui, Margherita, stai qua? Ti voglio presentare mia cognata, su. Margherita. Piacere. Ah, signora è tua cognata? Sì, perché la conosce? Ah, no, diceva così per dicere, è una bella femmina. È una bella femmina, io penso che a te ti fa piacere e tenere una bella cognata come quella vicina. Ah, sì, è perché sto frate Vince per proprio lamentare, una femmina di casa, una femmina che è dedicata tutto quanto al marito e a casa. E se poi marito è per casa e niente più. Grazie dell'apprezzamento. Ma io non vedo a signore come gli può interessare chi sono e quella che faccio. È giusto, a me non mi interessa, però sapete che tante volte come vostro cognato tiene una bella femmina come cognata, ci tiene a farla sapere a tutti quanti. È vero, vicino? Come, non è così, su. E voi come conoscete mio cognato? Ah, è una storia lunga assai, Margherita, che poi al momento giusto la saprai. Se Dio avesse voluto sta femmina avesse dovuto essere moglie, ma per un fatto strettamente familiare non è stato possibile. Su, ti sei commossa una volta? No, vicino, non è per questo. Beh, sia lecito, posso sapere che E che poco fa mi ha accompagnato Pascalino voglio un cammino. E mi ha parlato così strano che mi ha fatto mettere quasi paura. Se posso sapere che è successo, che ti ha contato sto voglio. Sì, mi ha parlato di una rapina che è succedetta la settimana passata a Mieto Piazza del Mercato. Beh, a te che ti importi questa rapina? Che ti può interessare? Non mi interessa però, come ha parlato mi voleva far capire con sapeva chi fui a fare quella rapina. Però se ne è scappato dicendo, io non posso parlare, ma girano. Capisci? Ma tu che stai dicendo? E mo' dove sta Pascalino? Se ne chiude, se ne è scappato Pascalino. Beh, Ma te che ti importa? mi interessa su, perché chi ha fatto sta rapina ha infamato a frate, ma capisci? Perciò, io ci abbiamo addosso la Pascalina. Magari dicevo prima, se io non è una parte coppa, vengo più tardi. Dice, ma dice sarà mai non da retta, è passato tanto tempo, non da retta più. Ma dice buona signor, ma a voi che vi importa? Perché vi da mettere in mezzo a sti rotoli scarsi? È giusto, così, a me che mi può interessare, ormai frate mi sta a libertà, però la verità viene sempre a galla, e guai che li ne convenga a sapere. Vicino, io te lascio, ma ne vado, perché io sai, il pensiero solo non mi fa ragionare. E noi, se Dio si è destinato che io e te ci mai sposato, non può mancare, state buono vicino. Buona giornata. Margherita, se viene frate mi chiede che venga a pigliare stasera, ma non tengo a capire dall'avvocato. Ci vorremmo una volta. Sarete servito? Ma che momento è colpa, ma ci scordate una cosa. Non ti fa pesante. Un portiano, un porto. Mi ha fatto male, io mi ha fatto male. No, dai scumato sulle sangue e ti ha ammazzato lui. Mamma mia, io non ho capito niente. Ma chi lo menava a roba? Tu perché ti mettevi annanzi? Ma io non ero io che mi mettevo annanzi la roba che volevo quello a me. Ma te, tu facevi così, tu facevi proprio in faccia a roba. Vedi, grida tu. Quello è un violento. Oggi non ti preoccupare, di chi? Oggi Cilla! Ha fatto male, ma... No, non ha fatto niente, poco. Ascite qua fuori, sì! sta bene, tua donna è ferito! raccomando, non porti io! Ma ti fa pesante! hai buttato i soldi? Come? Piccante? Ma quali soldi? Chi lo... O padre non nasce... Appena chi sta parlando, hai detto, ma vi dare i soldi? Hai visto il figlio combinato che la mano era in tacco lo sacco! Non si è capito niente più, hanno volato seggi, butteglie! Pugno, tutto in faccia, tutto in faccia
Guardate. Però io non mi sono visto perso. Appena ci visto che chi lo faceva, ma chi ha fatto sto fedente vestito? Allora io subito ho detto, come? Un fedente vestito? Chi l'ha fatto frate? O meglio saltano chi l'ha detto? Ah, poi c'è il fratello, lo salto che ha fatto sto fedente vestito. Allora, bong, ma non cazzotto. Uè, non ci ha visto più. Non ha visto più qui. Non ci ha visto più. Ha capito, hai fatto ma vedevo un cazzotto, pogno cavice. Uè, mia crema, non ha chiappato in un pacco. Tutte pogne e cavice, tutte pogne. L'ha scoppiato proprio, povero tua donna. Povero frate. Portamela da parte. Non mi prendo. Dipende da te. Perché non portiamo all'ospedale, frate? Ospedale, ma che lo portiamo a parte in Ma poi non dammo le chiacchiere, ma i soldi valete, portate i soldi, voglio i soldi. Ma quali soldi? Ma mi spago con lei? Ma voi pensate ai soldi con cui tu vuoi che sta qua? Ma basta manco la capa. Io non ti voglio bene più, i soldi non li hai portati, e poi tu andare a usarla. Marito, dei festivali. Chi l'è Caino? Ma te ne hai? Hai in casa mia, non ti voglio, iatami. Iatami. No, ma lasciamo regà sulla parte. Iatami. Non è mazziato. Ma tu lo vuoi pigliare? Donne, pigliati, portatino, scusatino. Iatami. Vuoi Harry? Proprio a tutti si va bene. Perché che so? Che si è imbrugliata l'acqua, non si capisce niente più. O vogliono Pascalina. Ha saputo tutta la verità. E quasi si scopre il fatto. E che sia condannato a morte per me e per te. Pascalino Guaglione, Ah, ecco perché quando mi vede mi guarda come se mi volesse accire. Ma non lo rongo te, ma Margherita. Ma rongo te ne vogliono vedere, caro verno, l'hanno accire. La già fa sparire in un pilastro di cemento armato. Enrico mio, tu ti stai attento perché io tengo un brutto presentimento. Ora tu non ti preoccupare, perché chi mi ha da accire a me non è nato ancora. E sta ragione te l'euro. Se non finisce la catenella, costavi per la velenosa. Ancora tu. Ma insomma che vai a trovare? Ma che buono. E non mi scocciare, lasciami in pace. Hai visto? E questo è tutto per colpa tua. Tutto per colpa tua. Ma vuoi Ferni, tu vuoi rendere conto che io sono una donna onorata e una femmina onesta? Tu mi capisci, una femmina onesta? Mari, ti trovo finalmente, sorella mia. Andiamo. Oggi ho saputo che mamma sta buona malata. Vieni bene con me. Andiamo a trovare mamma nostra. Andiamo, Mari. Che sta? Oh, ma come tosta sta cosa? Mi pare una pelle, papà. Ma che amore, che fai? Mannaggia miseria. Che fai? È tosta. E si capisce? Tu pigli pure un cartone sotto. Guardate che lo stiamo pezzi cartone sotto, mannaggia. Secondo te l'ago come te la sete? Mannaggia, miseria. Ma chi ha visto il cartone? Oh, ma chi ha faticato mai? Allora a me che ci passato vuoi, ma a me... Chi ha visto il cartone? I facetti tanti, certi mammi sposi. Eh? E me leva a fare sto mestiere. Sì. Invece peggio ancora, ci faticaccio e la di voto. Se non si fatica non si mangia. Lo sacci. Comunque io non sono abituato a queste cose. Io faccio proprio perché mi sono sposato, perché c'era avuto famiglia, se no non lo facevo. No, e tu ti abitui però a farlo. Se no che faci? Perlomeno non puoi fare per me, ma farlo per stare me dici. Alla mia tia. Ah, oh creatura. Come sta, come sta? come sta? No, non lo senti parlare stamattina, come sta? Ma qua senti parlare? Hai qualcosa? Ma che Ma... siete pure tu? Sta puzza! Ma prega si è fatta sotto! Ma quando mai stato zitto? Oh, allora non si faceva sotto! La vita mia! Che disgrazia! Questa casa è da disgrazia! Madonna, mi stiamo Non dite che sta una smoledizione! Che sta una smoledizione! Mannaggia colonna! Non si mangia, non si mangia! Perché si sono azzeccate fasole! Si sono azzeccate fasole!
E capitava la puttana, non voleva, era frate, ma che faceva? C'è, sono azzeccati le fasole in da caura. Si capi? Ma che mangiamo, mo? Mamma mia! E tengo fame, come Non fa? c'è. Troppo la puzza, pure lei che fa, come mamma fa per Non si mangiare? muovere troppo assai, o creatura si fa male. Mamma mia! Don Cicillo, torno. Andato, Che sta? ma si devono poco, ma state solo voi, o c'è sicuro lo fate voi? No, non mi parlate di mio padre. Lo Don fate Cicillo. voi, è pericoloso. Era. Il braccio. Era pericoloso, Don Cicillo. Dovete sapere una cosa, che da quel giorno funeste. Funesta. Funesti, qua Funesti, che non mi dica che ti hai ammazzato, Funesti. La foresta. Quel giorno triste, il giorno disgraziato, che questo qui mi accompagnò a casa. Mio padre, per quella colluttazione che ebbe con lui, poverino, si è messo a letto e non alza più. Hai visto no là, facendo brutti mali. Vostro padre non ha il chiuso. Non si alza più dal letto. Non si alza più dal letto. Ecco mio figlio, non sai, sei proprio più. Voi scherzate? Io sto solo. Mio padre era lui che faceva tutti i servizi in casa. Però dopo questo dolore vi porto una notizia consolante. Una bellissima notizia. Finalmente, dopo tanti anni, dopo tanto tempo, con una grande gioia, zia Clotilde è morta. E io sono l'erede di tutti i soldi suoi. Mo sono ricca. Mo sono sfondato. Chi dà sfondato, Sono ricco e sfondato. Sentite, qua stiamo via. Però ho fatto una bella pensata. Ho detto, siccome mio padre sta a letto e non si può andare, ho detto, adesso faccio una cosa. Non si può cucinare a casa mia, che cosa faccio? Me ne vado a mangiare a casa e oggi ci lo salto. A te ti piace le fasole che là stipate? Pure i fasoli si riposano in casa. Tutto quanto, mia famiglia. Si sono azzeccati i fasoli. Non si mangia. Non ci sta Non c'è da mai, Se ti piace di chi là e mangi tutto quanto tu. Ma non ti preoccupare, donna Sdrubba, non mi preoccupate, donna Sdrubba è qui per voi, Don Cicillo, è qui per voi a vostra disposizione. E i fasoli si sono bruciati. E adesso ci penso io tutto. Penserò io tutto. Per il bene di Rosella. Che pensate, che Per pensate? l'amore che io nutro ancora per Rosella. Che facete, che Un facete? creatore per la camicia. Rosella, ci pensi? Questo fede che tu porti nel grembo. Chi è che fede? Casa sta uno che fede, ma chi l'è frate? Ma che fai? Sconsumate. Vedi il bambino? Che bravo. Per quel rambollo, per quel fede. che rambollo. Ma va rambollo. Un pallone, guarda che bomba, tieni. Quel fede doveva essere un feto mio. Fai quel fede tu. Hai capito? E allora per sto fede, per il tuo rambollo, mi sacrificherò tutto. Prenderò un quarto dei soldi che mi ha lasciato zia Clotilde e li metterò a vostra disposizione. E per prima cosa oggi, Don Cicillo, offrirò io il pranzo. Però, siccome Rosella non si può muovere, non può uscire di casa, io manderò i camerieri fino a casa vostra, con tutte le pietanze che voi volete. È logico. Anche voi mangerete. Io qua a capitale. Benissimo. Capa di casa. Ho andato sentite, ma è sempre che la manifattura di quel famoso vestito qua. Oggi ci mi dava la stoffa come avete un guaiato, non bello, Rosella. Scusa, mi dato sono vecchi antichi. Sono rimembranti. Non si buttate troppo, non si buttate. Ci vuole rimembrare. Immagina fare una magna di pesce. Rosella, vai a preparare le posate. Ti raccomando, posate d'argento. 800, Don Cicillo. Se non sono 800 io non mangio. No, 7,95. No, Totò, tu vieni con me a ordinare il pranzo. Ma ordino pranzo. Rosella e Cicillo vanno dentro a preparare la tavola. E noi ordiniamo il pranzo. Ma preparata, Olia. State attento creature tue, capito no? Non assa solo. Ma non c'è la parte tu. Tuo fratello, che Non ti sbatti. No, chiamo geniale. Tutta una roba lì. Sì, chiamo geniale. Andato a raccomando, Non ti preoccupare. Una bella frittura di pesce. Mi vado pazzo con pesce. Portate a mille, portate a mille. Porto meglio pesce. a me piace un caviale. E due lenticchie per condurre. Caviale e lenticchie. Non Guarda, ti preoccupate, caviale e lenticchie. Mia moglie ci tiene per pesce, io l'ho già avvezzato malamente. Lo so, mi ricordo da giovanetta, gli è sempre piaciuto. Ditemi. Araus. Araus. Arrosto. Araus. Ma non c'è. Prima marito dice la cammarella sorda. Lo va a fare la buccia la mano di Dio. Araus. L'aragosta. Io sì, Araus.
Io non mi spremo bene, Esprimete meglio, bravo. Spremano dentro e aspettateci, con la tavola pronta con le posate 800. 800. Mi raccomando, un bello secondino pure hai da portare. Sì, portiamo Siamo i carcerati. Sì, basta. Senti, Totò, che ci mangiamo? tutto quello che vuoi, il pranzo a tua disposizione. Adesso noi andiamo a una trattoria qui vicino. A una trattoria qui all'angolo dell'estate e metterà tutto a disposizione. Tutta a disposizione. Non è lontano. Non è lontano. No, è qui Quanti all'angolo. chilometri sono? No, che chilometri? Sono appena 200 metri. 200 metri sulla destra. È vicino. Giriamo sulla destra. Giriamo sulla destra. Qual è la destra? Qual è? Questa. Questa è la destra. Scendiamo i 200 metri sulla destra, poi camminiamo ancora in fondo altri 200 metri. Giriamo a sinistra, ci sono certe scale, scendiamo. Dopo le scale c'è un lungo viale di 3 km. Fatto questo viale, noi giriamo ancora a destra, c'è un'arcata, passato questa arcata, scendiamo a sinistra, ci sta una strada. Dice che lei è un occhio. Quanti chilometri sono? Ma è vicinissimo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che sarà nel 20-30 km. Facciamo bene e ci andiamo. Ma che dico bene, non ti preoccupare. Andiamo così. La gente a me Cascari viene, noi dobbiamo aiutare. Però ciao, ma non mi buttò. Niente, che potremmo volere? Un mastro serve a un giovane e io avevo pensato di pigliare a te che stai a spasso e non hai bisogno. Ma che va un mastro tuo, io non lo posso fare. Io cerco un lavoro onesto, pure se c'è a fuoco facchino. Ma se tu non vieni a parlare, come fai a sapere che si tratta? Non ti preoccupare, partì. Non posso venire. Stasera teniamo un appuntamento tutti quanti noi, a Marana. Rinda Massari in Giolino. Ci manca solo tu. Io non posso venire, non voglio venire. E invece tu vieni. Non ti avvicinare perché è strillo. Perché quando il boss uno strano comanda, sa dai seguire. Sì, amico, posso potremmo, ma qui adesso la voi. E tu a chi stai che fai tu? Niente. Che sta, te ne fai scalare? No, niente. Come niente? Parla, che è stato, Pascalino? Voleva uccidere perché sa tutta la verità. Ti voleva uccidere? Se è la verità. E parla. Parla. Ma non posso perché chi non ha uccidere? Finché tengo bocca aperta, non ti toccheranno manco un capello. Parla, Pascalino. Parla perché ti proteggi. Fammi sentire. Guarda, ricordate la rapina che facevano? La settimana passata. A Bascio Mercato. Sì. Quello che hanno fammato il fratello vostro. È stata donna Enrica. No. E che la femmina che ha fatto la telefonata al commissariato è stata cainata vostra. No! Dio che infamità! Margarini! Margarini! Ma non ci sto. Non ci sto. Non ci sta. È sceso. È sceso. Ma la morte sta in cuore, Pascalino. Vieni con me, vieni. Vieni con me. Andiamo, fammi presto, va a parte coppa e pigli tutto quello che ti serve. Ma muoviti quando mi manca non mi da perdere, muoviti. Sì, va. Madonna, mi si scappa sta serata festa, cielo, non vedi che c'è. Speriamo che va tutte cose buone. Mari, sarà mia, non c'è niente più. O perché Enricuccio, ma chi te l'ha detto che se non volevi scappare? Ma io mi tengo un appuntamento. Un appuntamento? Ecco questo. Ma no, Mari, sarà mia. Enricuccio, non ha detto che la signora l'appuntamento, è vero Enricu? Ma che morta Enricu! No! Ma l'hai accesa l'assassina! Che stia fino che la fa? Fama assassina! Non ti mettere paura, Margherita. E non ti chiagnere. Perché mo vai a fare compagnia e mi cuccia. Luigi, che hai fatto? Aspettava a noi. Sta femmina portava il cognome, frate me l'ha impagato. Dammi sta pistola, su, bravo. Ma che vuoi fare? Dai, dammi sta pistola. Piglia Maria e portati al paese. Che Maria è una buona coglione come te.
non era nato per fare puttane, no. Portate al paese. Vicino. E tu? In quanto a sti due carogne, la già ci sia. Ricordate lassù. Io! Vicino.